L'ex sindaco di Riese Luca Baggio, il bellunese Matteo Toscani, fedelissimi di Flavio Tosi, e l'ex NCD Francesco Piccolo sono gli artefici della prima frattura nella Liga Veneta. In mattinata l'annuncio della nascita di un nuovo gruppo in Consiglio regionale, Impegno Veneto, che, dicono, intercetta un disagio dell'elettorato. Un disagio che non possiamo negare è il disagio dei tanti elettori che si riconoscono nelle idee della Lega Nord, si riconoscono nella necessità di autonomia, di federalismo, ma che si riconoscono molto meno nella piega che ha preso la Lega ultimamente, con una vicinanza per qualcuno esagerata alla destra e all'estrema destra. Il candidato del Carroccio, Luca Zaia, non si preoccupa. Io ho i veneti a mio fianco, quindi pancia a terra e vado avanti verso la mia direzione. Poi in democrazia ognuno fa quello che vuole della sua vita politica. Penso che i veneti hanno ben chiaro dove sta la qualità, dove sta anche l'impegno che in tutti questi anni abbiamo profuso e abbiamo dimostrato. Tessera del faro di Tosi incompatibile con quella della Lega. Entro lunedì, ha scritto Roberto Calderoli alle sezioni, chi non farà la sua scelta sarà automaticamente espulso. In diretta a Focus il segretario federale Matteo Salvini è stato chiaro. La tessera della Lega è la tessera della Lega e ci impegna per la Lega. Poi uno può avere la tessera dell'Avis, io sono donatore di sangue, la tessera del Milan, la tessera del Club Alpino, però non quella di un'altra formazione che si presenta alle elezioni comunali o regionali, quello no. Nella Marca a rischiare ci sono esponenti illustri del Carroccio. La consigliera comunale di Treviso, Petra De Zanet, non si tira indietro dal confermare la sua fedeltà a Tosi e di lasciare lo scranno conquistato con la lista Gentilini non ci pensa proprio. Io sono stata eletta dai cittadini, quindi penso che non sia una cosa così semplice come credono.